Potrebbero essere 4 i candidati del centro-sinistra per le primarie aperte indette dal Partito Democratico a Castelfranco Veneto. Entro lunedì a mezzogiorno gli aspiranti sindaci dovranno presentare le candidature e domenica 14 dicembre, data fissata per il voto, verrà scelto dagli elettori chi lancerà l'attacco al fortino leghista. La corrente renziana del PD ha proposto Claudio Beltramello, medico 45enne e consigliere comunale. La prima risposta che vogliamo dare riguarda il lavoro, perché in questo momento di crisi dobbiamo pensare alle famiglie e ai cittadini. Vogliamo dare un futuro ai nostri giovani, vogliamo rilanciare la nostra città che con questa amministrazione si è chiusa in se stessa, che ha perso slancio. Architetto, dottore di ricerca in economia, è il 37enne Alessandro Boldo. Non è sostenuto da nessun partito ma collabora con molte associazioni del volontariato della città. Questa è la sua priorità. Affrontare le politiche pubbliche non come politiche di negoziazione, ma come politiche di deliberazione, cioè la possibilità di avviare dei processi strutturali che coinvolgano fortemente i cittadini, amministratori, soggetti istituzionali e attori informali. Il terzo candidato è Sandro Faleschini, 64 anni, dirigente d'azienda in pensione, ed è la proposta della corrente bersaniana. Questo è il suo sogno per Castelfranco. Di vederla riportare alla centralità che aveva nel passato. Castelfranco nel settore dell'istruzione era uno dei principali poli scolastici della provincia, con i suoi numerosissimi istituti, nel settore della cultura, ricca di iniziative e di attività. Ma nelle prossime ore gli antirenziani potrebbero convincerlo a rinunciare alla corsa in favore di Laura Viola, la 48enne imprenditrice per la quale è stato anche pubblicato un appello pubblico. Questa è la sua promessa. Essere a disposizione dei cittadini, cioè io ci sarò tutti i giorni, perché questi 5 anni sono stati 5 anni di assenza, 5 anni di non risposte, 5 anni di mancanza anche proprio fisica di un riferimento. E per cui esserci tutti i giorni è una promessa che riguarda me e che posso fare tranquillamente.